Bella a tutti, raga, qui è Miro. Mi dispiace per chi è venuto qui. No, non penso che la gente che voleva il Cagliari in B sia venuta qui a vedermi perché la vedo difficile. Mi dispiace però per quelli che volevano il Cagliari in Serie B. Peccato. Magari vi dirà bene l'anno prossimo, non lo so. Però per quest'anno non vi ha detto tanto bene. Mi dispiace. Tra l'altro, scusate, ma queste maglie vanno viste bene perché vanno viste bene, specialmente questa. Questa. Ragazzi, io sulla partita sinceramente ho veramente molto poco da dire, ho da fare i complimenti alla squadra, perché secondo me il Cagliari ha giocato veramente molto molto bene, abbiamo fatto la nostra onesta partita, la partita che si presupponesse il Cagliari dovesse fare quando gioca contro una squadra come il Milan. Quindi mi sono piaciuto, non ho veramente nulla da dire contro nessuno, neanche contro Ligo. Oggi veramente mi sono piaciuti tutti, 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 tutti. Forse qualche imprecisione di cranio in alcuni punti, ma veramente per il resto poca roba. C'è da parlare di una salvezza che è frutto di una persona sola, ovvero del mister. Il mister Semplici ha veramente stravolto tutto. Ha veramente stravolto tutto. Secondo me è praticamente solo merito suo. Grande mister, veramente grande mister. Mi auguro che rimanga anche l'anno prossimo. Ve lo dico sinceramente, a me non piace tanto Semplici, però ha dimostrato tantissimo, ha dimostrato che sa tenere testa a una piazza come Cagliari, ha dimostrato di saper uscire dalle difficoltà con un'enorme umiltà. Ci sono cose che non condivido, tipo la cosa del finire della partita, il cerchio di centrocampo, eccetera. Però capisco che sia un qualcosa anche dettato dal momento. Quindi mi sembra assurdo attaccarsi a cose simili. Tra l'altro, troppo basso sto coso. Provo a metterlo qui, magari. Oh, già va meglio. Tra l'altro, vedete anche i miei nuovi capelli. Regà, sono felice. Sono felice. Sono felice. Fanculo a tutti quelli che ci volevano in B. Vaffanculo a tutti. Ci siamo ancora. Ovviamente io faccio i mea culpa perché io non ho problemi ad ammettere quando ho torto, perché non è mai stato un problema. L'ho sempre fatto. Io, ve lo ripeto, ero fermamente convinto che il Cagliari fosse retrocesso. Sono la persona più felice del mondo a vedere di essersi sbagliato, veramente. Io me lo auguravo. Non mi assumo, cioè non ho il coraggio di dire che ci ho sempre creduto, perché non ci ho praticamente mai creduto, ci ho cominciato a credere giusto nelle ultime partite. Però sono contento di essermi sbagliato. In questo caso penso che siamo tutti contenti di sbagliarci. L'importante era raggiungere la salvezza. Tra l'altro, piccolo appunto che voglio fare. Ho visto su Instagram che molti erano contenti per la convocazione di Sottil contro il Milan. Ragazzi, smettete di farvi prendere per il culo. Io ve lo dico e ve lo confermo. Sottil non gioca per problemi contrattuali. Sicuramente nel contratto c'è una clausola che obbliga il Cagliari a riscatto raggiunte tot presenze o tot, credo tot presenze, perché se fosse tot minuti di presenza magari il campo ogni tanto l'avrebbe visto. Perché dico questo? Perché Sottil in realtà è rientrato in gruppo da non si sa quanto. Sottil era già stato convocato per la partita col Parma. E se non mi credete, vi faccio vedere questa foto. Questa foto qui. Che se lo dico io, lo dice un deficiente qualunque. Quindi. Però vi faccio vedere. Questa è la grafica che ha pubblicato il Cagliari per la partita col Parma di convocati. Adesso zoom un pochino. 33 Sottilla. È la stessa foto, non è che è la stessa grafica, però è la stessa.
Sottile era già stato convocato. Sottile, secondo me, è guarito da non si sa quanto dall'infortunio. Solo che il Cagliari, perché non vuole riscartarlo evidentemente, decide di non farlo giocare. Perché molto probabilmente c'è un obbligo di riscatto legato alle presenze. Quindi non smettete di contare su Sottile. E tralasciando questo, che altro volevo dire? Regà, so felice, oggi sono veramente felice. Oggi è stato bello gustarsi una partita senza avere quel rischio di potersi seriamente perdere qualcosa. È stato bello potersi via il Cagliari in maniera un po' più tranquilla. E sono felice. Sono veramente felice. Sono una Pasqua, sono una Pasqua, regà, cioè sono una Pasqua. Sono veramente una Pasqua. Domani pomeriggio ci sarà una bella live qua sul canale dove parleremo a ruota libera di questa stagione. Ah, ecco che altro volevo dire. Che adesso abbiamo preso la salvezza, ma non facciamo passare quest'annata come un qualcosa di normale, perché l'annata del Cagliari è stata un fallimento totale, anche con la permanenza in Serie A. Con la retrocessione è chiaro che sarebbe stato un fallimento molto più completo, perché ci sarebbe stata una retrocessione. E sinceramente parlando e sportivamente parlando, il Cagliari per la rosa che aveva era la squadra che forse più di tutti meritava la retrocessione. Però è ovvio che io godi per il fatto che siamo ancora in Serie A. È ovvio. Però c'è anche da essere sportivi e sinceri. Il Cagliari sono veramente tra tutte le squadre che lottano sì, che stanno nella lotta per la retrocessione, è quella che demeritava di più. E non facciamo passare questa permanenza in Serie A come un obiettivo raggiunto, perché questo non era l'obiettivo. Ripeto il concetto che ho detto all'inizio, io non mi vergogno e non mi tiro indietro mai rispetto a quello che dico. Quindi il Cagliari ha cominciato la stagione per lottare per un posto in Europa, così non è andata. Io adesso non voglio che l'anno prossimo si punti all'Europa, però voglio un presidente che si assuma nel concreto gli errori che ha fatto, che ammetta che negli ultimi anni della sua gestione la metà delle partite giocate sono sconfitte. Cioè, se su 100 partite abbiamo giocato, fate finta, 100 partite, 50 sono sconfitte nell'era Giulini. E che si riparta da capo. Purtroppo ormai ogni anno è sempre la stessa storia, ovvero ci salviamo e pensiamo, vabbè, poi pensiamo all'anno prossimo. Rifacciamo tutto l'anno prossimo, pensiamo all'anno prossimo, costruiamo per l'anno prossimo. Però ogni anno, l'anno prossimo diventa sempre peggiore di quello precedente e così non va bene. Bisogna cominciare a costruire veramente un qualcosa, ma costruire per costruire. E bisogna che la società sia il più corretta intellettualmente possibile con i tifosi, che quindi si dicano le cose come vanno dette, ovvero io mi aspetto, me lo auguro, ma anche se so che non succederà mai, che nella preparazione della prossima stagione Giulini dica: quest'anno gli obiettivi della squadra sono XY. Ok? Noi puntiamo a fare questo tipo di campionato. Vogliamo puntare su questo mister con una rosa che deciderà il mister insieme al DS. Che il DS abbia veramente libertà di movimento, perché carta non l'aveva e Di Francesco non l'aveva. Che si punti a fare un qualcosa che sia diverso degli ultimi anni. Semplicemente questo. Io ragazzi, ho finito. Mamma mia, mamma mia. Io vi lascio andare. Per così dire, prendiamo la maglietta, quella gialla. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.